E quindi quando si è parlato degli esperti è stato anche detto che Silea, avendo già nominato gli esperti e avendo anche in fase di nomina fra pochi giorni del legale, è stata presa in considerazione l'ipotesi di poter utilizzare, forse anche perché siamo tanti indietro come Mogliano e quindi non sappiamo se arriveremo in tempo ad avere anche noi 4 esperti di quei livelli o legali di quei livelli, era stata lanciata l'idea, così una proposta di dire casomai vedere se si poteva utilizzare anche gli esperti di Silea, cosa che naturalmente non è stata negata da Sindaco Piazza. Ovviamente, dato che poi era sottinteso che comunque Mogliano avrebbe dovuto pagare una parte di suo, a questo punto io mi sono permesso personalmente a illustrare il mio punto di vista, che è il seguente. Io mi sono fatto l'idea di che cosa io mi aspetti dagli esperti. Che cosa mi servono gli esperti? Come li vedo? Gli esperti, secondo me, sono persone preparate che devono aiutarci a predisporre e preparare le osservazioni per poter fermare questo progetto, ma visto che sarà molto difficile, quantomeno a trovare delle osservazioni di portata tale, di peso tale, che possano essere magari, se non ben riscontrate da parte della commissioneria o del proponente, magari spunti validi per andare eventualmente, se si dovesse andare in un ricorso, con qualcosa in mano a fare. Questo è lo scopo degli esperti, perché, ripeto ancora, sarà molto difficile, non è semplice smontare un progetto che è sulla carta e che già si rifà ad altri impianti fatti similari. Quindi sappiamo che non è garantito il successo, anche se nominiamo quanti esperti vogliamo. E quindi la mia idea sarebbe quella di dire: se si le ha 4 esperti, allora se io li devo pagare quota parte, tanto vale che me ne prenda altri 4 e così le bocche da fuoco, invece di essere 4, diventano 8. Dopodiché, se io li scelgo come qualità, come preparazione e come esperienza anche complementari con gli altri, tanto meglio, così allarghiamo il campo delle ipotesi di osservazioni che possiamo fare. E tanto più se dopo scegliamo un altro tipo di estrazione, di appartenenza, di derivazione professionale, perché io, da quanto ho capito, gli esperti di Silea sono dei validissimi professionisti, però non li ho mai sentiti nominare dal lato, non mi pare che siano ambientalisti di estrazione. E quindi l'idea mia è stata quella di, bene, allora vediamo di prendere esperti che provengono da quest'altro settore, il settore dell'ambientalismo, perché ovviamente possono avere a loro volta esperienze dirette dalla parte di chi ha combattuto questi piani. E quindi casomai si vanno soltanto a rendere complementare o ad integrare quello che fa Silea. Questa è l'idea, quindi non c'era nessuna volontà di rifiutare gli esperti di Silea o di non considerarli. C'è soltanto un ragionamento da fare con i piedi per terra e dire: io invece di averne 4 in 2 preferisco averne 8 in 2, tanto la somma poi è sempre quella, grosso modo, da pagare. Quindi qui è un punto chiaro che volevo chiarire, perché poi è chiaro che poi vengono svolte anche considerazioni di ordine, come potrei dire, valutativo sui vari personaggi, perché dobbiamo renderci conto di che cosa possono fare gli esperti, e per sapere cosa possono fare in realtà gli esperti dobbiamo in primis tenere presente che cosa è una commissione VIA, come opera e quali sono le norme che la regolano, prima di tutto. Dopodiché, oltre alle norme, è chiaro che ci sono le normative che attengono alla parte che riguardano gli impianti di smaltimento, gli impianti di incenerimento, con tutti quelli che sono le soglie di limiti, per cui fa tenuto conto di quali sono, diciamo così, gli spazi che restano a questi esperti per creare queste armi a nostro vantaggio. Quali osservazioni possono fare?